trees grow under a sky painted soft and low. Venetian dolomites standing so tall. Allora ragazzi, oggi siamo di nuovo in Val di Zoldo. Siamo alla Casera dei Pian, dopo la località Pralongo, vicino a Forno di Zoldo. Girate a sinistra verso Pralongo e alla fine del paese prendete una stradina sterrata, c'è l'indicazione Casera e Pian. Parcheggiamo qui e adesso prendiamo sentiero 524 per andare fino al bivacco Angelini. Ok, ci dovrebbe essere per di qua, proviamo a vedere. Whispering secrets through the mountains call. Rivers run wild where the valleys sweep, carving their tales in the rocks so deep. A crisp cool wind brushes my face, lost in the beauty of the sacred place. Oh, Veneto trekking hand in hand through the peaks of this promised land. Every step tells a story untold. Through these dolomites my heart is consoled. Shepherds' huts dot the alpine trail, stories of old in the mountain gale. Echoes of laughter from towns below, filling the air with a gentle glow. Sun dips low, casting golden hues, turning the peaks into fiery views. The earth feels alive, the soul so near. Each step forward dissolves my fear. Mountains and hills dance divine, upon these trails in your heart and mind. Through Veneto's trails we're free to roam. These dolomites feel like home. Ed ecco qui, e qui dopo la mulattiera si gira a sinistra e su per di qua. Siamo arrivati adesso, vediamo da quale parte che dobbiamo andare. Qua si va alla palestra di Rocca. Sì, E di qua si va al Vacco. Però aspetta che vediamo di qua. vediamo di qua. Perché noi dobbiamo andare al bivacco. Ed ecco qua la vista del Grande Pelmo. Grande, Il Carigon del Signore. il Carigon del Signore. Anche l'uscellino. Ed ecco qui il lago di Vacca, bello maestoso. Bellissimo, e credo che manchi poco ormai, perché la vista ormai ci siamo, il Grande Pelmo. Ah, Cecilia, Sì. credo che manchi poco. Ed ecco qui, siamo quasi arrivati al bivacco Angelini, ancora qualche strappo e ci siamo. Bivacco Valentino Angelini. Valentino Angelini, Sì, era un medico sì, professionista. È stato intitolato a lui. Aveva la passione per la... Non abbiamo... e siamo arrivati Come si chiama? al bivacco, come si vede, vista Pelmo, e questo è il bivacchetto, che è una meraviglia. Eccolo qui, un bel cammino per le brande. Qui sono 2, 4, 6 posti letto, ottimo. Ui, che bello! Sì, molto, molto bello. Bello, l'odore affumicato da montagna. Sì, sì. Peccato per queste scritte che mettono così, però Si potrebbero anche evitare, no? si potrebbero evitare assolutamente, però è così. Comunque bello il bivacco.
E qui si vede la vista del Grande Pelmo. San Sebastiano. Eh sì, vista del Pelmo. Eccola, la famosa finestra Eh sì. sul paradiso, Dopo- guarda qua. Guarda qua che roba. Andiamo fuori a fare un giro, vediamo la vista. Bivacco Angelini. Guarda che occhioni. Cara, che bella che è. Guarda che occhioni. Posso riprendervi? Andate in TikTok o in YouTube. Il canale è Veneto Trekking, quindi vi potete dopo guardare. Ok. E abbiamo pesce fritto e patatine. Ma se sapevo che loro avevano cane, sì, non è che la lasciavo. Ci piace farci coccolare noi. Allora siamo arrivati su. Siamo arrivati su, abbiamo mangiato pesce fritto e patatine, abbiamo fatto una nuova amica. Sì. Questa è Aika. Aika. E anche due nuovi che si sono iscritti anche al canale di Veneto Trekking, giusto? Ok. Dai, ci vediamo sul Fatelo anche canale. Ci vediamo sul canale, ragazzi. Bivacco Angelini ed è una meraviglia, ragazzi. Ed è una meraviglia, veramente. Brevissima, purissima, speriamo bene. Siamo pronti per ritornare giù Sì, siamo pronti per ripartire, adesso Sì. si rientra pian pianino. dal bivacco Angelini, Guardate il Grande Pelmo. che ha messo il cappello, quindi vuol dire che poi piove. Sì, in teoria sì. Nella nostra sinistra abbiamo il Civetta, E, quello è e l'Antelao. qui c'è l'Antelao, eccolo qui che ve lo faccio vedere, eccolo qua che ha il cappello anche lui, l'Antelao. Sì, Casera del Pianse 1 ora e 20, Sì. però se passiamo per Col di Michiese 1 ora e 40, ci mettiamo più di 2 ore a scendere giù Sì. di qua. allora è meglio di qua. Meglio fare quella diretta, non so. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao, Arrivederci. andiamo via, ciao. Guarda che colori che ha questo mattonino. Guarda, Ah sì, hai visto? no, sto guardando il Pelmo io. Allora, vi è piaciuto il nostro giretto fino al bivacco Angelini? Abbiamo visto una splendida montagna, il Pelmo, l'Antelao, abbiamo visto il laghetto dei Vac e adesso rientriamo. Allora seguiteci, metteteci un like e alla prossima. Ciao. Ciao. A tutti!